Venerdì 22 novembre la libreria La Bassanese di Bassano del Grappa ha ospitato Pier Giorgio Pulisci per un nuovo appuntamento della Perilibro. Durante la serata, moderata da Marco Bernardi, l'autore ha presentato il suo ultimo romanzo, La donna nel pozzo, pubblicato da Feltrinelli. Intanto è un piacere essere di nuovo qui, per me è davvero un luogo che è casa. Questa volta arrivo con un romanzo che è leggermente diverso rispetto ai miei romanzi precedenti, perché La donna del pozzo, a differenza dei miei gialli precedenti, è ispirato a un delitto di cronaca realmente avvenuto nel 1985 in Sardegna, il delitto di Gisella Aurù. Fu un caso molto controverso che lasciò gli abitanti di quella cittadina, Carbonia, insoddisfatti rispetto alla verità che emerse a livello processuale, e quindi sono stato contattato più e più volte da alcuni lettori che mi chiedevano di scrivere un romanzo su questo delitto e che provassi anche in qualche modo, attraverso la fiction, a proporre una versione differente rispetto a quella, diciamo, ufficiale, relativa alla risoluzione del caso e del delitto. E quindi ho provato a fare questo che mi chiedevano i lettori. L'evento ha visto un'ampia partecipazione del pubblico che ha potuto dialogare con l'autore e approfondire i temi di questo avvincente noir. La volta scorsa le avevamo chiesto riguardo al giallo, ora la domanda riguarda proprio la scrittura. Come nasce la sua passione per la scrittura? Io credo che la passione per la scrittura sia sempre in qualche modo legata alla fascinazione che una persona ha, o addirittura alla passione / ossessione nei confronti della lettura, perché la scrittura è sempre un atto di restituzione di ciò che tu hai letto, di ciò che tu hai visto, ascoltato e in generale vissuto, no? A livello artistico. Quindi per me la scrittura ha iniziato a manifestarsi come esigenza quando ero arrivato a una mole tale di letture che era come se non riuscissi più a tenerle tutte dentro. Quindi è come se avesse cercato in me tutti questi libri accumulati una via di fuga, e la via di fuga è stata la scrittura. E so che per molti romanzieri in realtà accade questo, cioè la scrittura è sempre un atto di restituzione in qualche modo. E da quel momento, quando ho scoperto poi che mi piaceva scrivere, mi dava felicità, mi dava soddisfazione, è diventata quasi una droga e non ho più smesso. Al termine, i partecipanti hanno potuto intrattenersi con un aperitivo offerto dalla libreria. Che consigli si sente di dare a chi vuole dedicarsi proprio anche professionalmente a questo mestiere? Ora, io col tempo ormai faccio questo mestiere da diversi anni. Il primo romanzo l'ho pubblicato in collettivo nel 2008, quindi ormai sono diversi anni che faccio questo mestiere e mi rendo conto, più passa il tempo, che uno dei grandi errori che fanno le persone che vogliono avvicinarsi al mondo della scrittura è quello di avere fretta, è quello di pretendere dei risultati subito nell'immediato, trovare subito un editore, essere pubblicati, avere successo, eccetera. Invece la scrittura è il tempo, ha dei tempi molto dilatati, proprio a livello qualitativo, per arrivare a dei risultati apprezzabili c'è necessità di tempo, di dedizione, di studio. La scrittura di per sé è artigianato, è un modo devi veramente starci dietro e affinare giorno dopo giorno la tua arte. Quindi è un'attività in cui la pazienza in qualche modo deve diventare uno stile di vita, e la fretta invece è davvero nemica della scrittura.